abbiamo dotato anche la nostra valletta Melissa di microfono, perché tra poco ci aiuterà, vero Melissa, a portarlo un po' in giro per lo studio, così mi dai una mano. Questa sera non c'è Lucy, che salutiamo, e quindi sei tu a darci una mano stasera, ok? Bene, dicevo che parlavamo un po' di Tonazzo, abbiamo parlato della nazionale ma ci torneremo sopra, non si è giocato questo fine settimana, l'abbiamo detto perché c'è stata questa grande Final Four di Coppa Italia. Intanto complimenti alla Lega per l'organizzazione, il Paladozzo ha tutto esaurito praticamente nelle 2 giornate, grande spettacolo, merito anche chiaramente dei protagonisti, però non dimentichiamoci di quello che sarà il campionato di domenica prossima, quindi diamo un occhio veloce a quella che è la classifica che fino adesso è maturata in Superlega. Prego la grafica e vediamo un po' di commentarla anche assieme. Appena arriva, dicevo di questa finale di Coppa Italia, ecco qui la classifica che chiaramente è rimasta ferma nell'ultimo turno. Trento e Modena, guarda caso le 2 finaliste di Coppa Italia in testa con 33 punti, poi Macerata e Perugia, Macerata 28, Perugia 27, le 4 semifinaliste a questo punto di Coppa Italia, Verona 25, Ravenna 22, Latina 21, Piacenza appunto con il neoacquisto Marco Meoni a 18, Molfetta a 16, Monza che ha fatto un bel balzo in avanti nelle ultime partite, ahimè a scapito anche di Tonazzo che è rimasta a 7 assieme a San Sepolcro, chiude il conto Milano a 6 punti. Cristiano, che impressione ti ha fatto? Ah sì, vediamo anche il prossimo turno, bravissimo, grazie alla regia, che così lo chiudiamo il quadro della grafica. Ricordo che Padova anticipa, la Tonazzo anticipa la partita sabato alle 17:30 a Modena, quindi anticipo televisivo su Rai Sport. Il prossimo turno vede Milano che ospita Verona, Alto Tevere e San Sepolcro che ospita Molfetta, Modena appunto con Tonazzo, Trento che ospita Perugia, bella partita questa sicuramente la Palaghiaia di Trento, Piacenza con Meoni in panchina con Monza, quindi Meoni contro Tiberti se vogliamo, e Latina che ospita Ravenna e ferma Macerata. Dicevo Cristiano, che effetto ti ha fatto sentire che il grande Marco Meoni si è rimesso le scarpette e le ginocchiere? È pazzesco, però la pallavolo è così strana che le cose cambiano in maniera molto veloce. Ma lui ha detto che tutto sommato, sì, siccome è sempre stato, dice lui, è sempre stato un po' sovrappeso, ha preso l'occasione di fare un po' di movimento. Non è vero, secondo me è ancora in forma splendida, l'abbiamo visto. Direi proprio di sì, Valerio, tu cosa dici? Tu che l'hai visto da vicino ultimamente? Ho visto palleggiare con Vianello a riscaldamento della partita dell'ultima che abbiamo giocato in casa. No, beh, insomma, lui è... Una cosa un po' particolare, sì, però dopo quasi 2 anni certo, di natività... Però, sì, giocatore di una classe straordinaria, per cui probabilmente avrà bisogno di sistemarsi un po' dal punto di vista fisico, però insomma lui ha una certa dimestichezza con la palla. Ascolta Valerio, in questo fine settimana, in questi giorni avete caricato un po' a livello di pesi, lavoro atletico, cosa avete fatto di bello? Sì, abbiamo caricato sia in sala pesi facendo un grosso lavoro in termini sia di volume che di intensità, ma anche dal punto di vista tecnico abbiamo lavorato parecchio, insomma, quindi avendo una squadra giovane direi che è quasi obbligatorio cercare di lavorare molto, perché insomma io sono rimasto impressionato una sera, che ero al Palasport, e ho visto che a un certo punto tutti sono andati via, chiamiamoli più vecchi della squadra, tanto vecchi non sono, ma insomma diciamo quelli che hanno qualche anno in più, e in campo sono rimasti Fabio e Sebastiano con una macchina sparapalloni, c'era un terzo, forse Quiroga credo, quindi quelli che devono magari migliorare in ricezione o che devono lavorare molto in ricezione, e tu sei stato lì, credo un'altra mezz'ora a sparare palloni, la macchina spara palloni abbastanza infernale su questi poveri ragazzi. Sì, Questo sì. è la differenza, credo, no? Che si fa. Sì, beh certo, cioè, spesso e volentieri insomma a fine allenamento ci sono degli extra lavori da fare, soprattutto per i giovani qui che hanno bisogno di toccare tanti palloni. Non più tardi questa mattina Sebastiano, invece che fare i pesi che li farà domani mattina, si è fatto 1 ora e mezza di ricezione in pratica. Ecco, questo mi apri la domanda che ti devo fare, che ti ho fatto più volte per il giornale, ma se ti senti più schiacciatore o opposto, perché a questo punto a Valerio l'ho chiesto 2 o 3 volte e lui dice che ancora non ha deciso, però il fatto che ti abbia fatto fare 1 ora e mezza di ricezione, guarda, qualche indizio me lo dà. Allora, credo che nella pallavolo di adesso, moderna, saper far tutto ed essere dei giocatori elastici sia un punto di forza, una marcia in più rispetto agli altri. A me piace portare sempre l'esempio di Anderson, lo schiacciatore degli Stati Uniti, che gioca opposto negli Stati Uniti e Banda al Kazan in Russia. È un modello che mi piace molto come giocatore, ma lo porto solamente per dire che insomma anche ad alto livello c'è già qualcuno che
intraprende la strada del doppio ruolo. Aspetta, che voglio chiedere però a un esperto della ricezione come giudica la tua ricezione, perché tu ormai, Sicuramente se hai solo 19 anni però, com'è Seba in ricezione? No, beh, Seba sicuramente deve migliorare da un ruolo all'altro, è difficile. Quindi da un posto a banda deve sicuramente migliorare in ricezione e poi comunque... Ma tu come lo vedi? Lascia stare, non c'è Valerio qui in studio, non c'è a casa sua. No, beh, Come lo si vedi? impegna Meglio? e quindi... No, Si impegna. Si bilancia, Si impegna. bilancia Fabio. Si impegna. Com'è sta Superlega? Che razza di bombe arrivano in battuta, Fabio? arrivano. Arrivano? Sì. C'è differenza dall'anno scorso? Sì, parecchie. Sì, parecchie. Diciamo, c'è un grande salto dalla 2 alla Superlega, quindi... Qual è stata la squadra o il giocatore che fino adesso ti ha fatto venire più l'ansia quando lo vedevi andare in zona di battuta? Atanasiewicz. Tu conosci, aspetta, scusa Melissa, puoi dare il microfono a Ettore così facciamo? Ettore, grazie mille. Tu conosci Atanasiewicz? Sì, Ah sì? Ce l'hai presente qual è? Ti piace? sì. Chi è il tuo giocatore? Dimmi un paio di giocatori che ti piacciono o della nazionale, non lo so. Anche di Padova, perché non è escluso. Rosso, Atanasiewicz e Balaso. Ah, però. Ah, proprio precisino. Uno che riceve, due che ricevono abbastanza bene, uno che la mette giù. E tu che ruolo fai? Io sarei libero. Ulla! Allora, dopo, intanto ti consiglio dopo la trasmissione una bella foto con Fabio insieme, te la metti intanto sulla scrivania così cominciamo a mettere... Che consigli vogliamo dare? Perché adesso il libero, tu sei uno dei primi prodotti, cioè uno dei primi giocatori che nasce libero. In realtà fino a qualche anno fa il libero era un po' quasi di conseguenza, era uno schiacciatore con buone qualità di ricezione che magari un po' alla volta non era più un mostro in attacco e quindi no, diventava libero. Tu invece sei uno dei primi... Sì, sono uno dei primi, perché beh, fino all'Under 16 ho fatto anch'io lo schiacciatore, poi pian piano mi hanno passato il ruolo di libero. E niente. Che consigli vogliamo dare a un ragazzo adesso tipo Ettore o tanti altri che è strano sentire dire a un ragazzino così giovane faccio il libero o voglio fare il libero, no? Beh, sicuramente faccio il libero, voglio fare il libero dalle qualità tecniche, ricezione e in difesa che hai. Insomma, devi migliorare su queste due Ci vuole anche tanto principalmente. sacrificio però credo, Sì. no? Sei uno dei ruoli in cui bisogna veramente... Correre. Ti manca schiacciare la palla? Secondo me sì. Sì. Ti vedo in riscaldamento prima della partita che qualche Sì. botta sui 3 metri. Se va. Ogni tanto Sì, lui, confermo. anche in allenamento com'è? Sì, no, allora, parlando seriamente, dopo lo prendo in giro. Sì, no, prendilo pure in giro. non Parlando c'è problema. seriamente è uno che ha tanto spirito di sacrificio, si impegna, quindi come ha detto lui, che questo è fondamentale. Per prenderlo in giro, secondo me, qualche bel attacco vorrebbe farlo. Sì. Sì. Ascolta, ma dentro lo spogliatoio com'è la storia delle multe? Perché io voglio anche conoscere un po' come funziona. Chi è il più multato quest'anno? Vianello. Forse Vianello... Ah sì? Sì. Sì. Ma perché Si dimentica le cose. Si dimentica Ma le cose? bisogna premettere che diciamo che i grandi con noi sono proprio di manica proprio stretta. Ah nel sì, senso, non potete fare niente. al minimo sgarro sono 5 euro messi là, mentre magari loro... Allora, se vuoi ricordare cosa ti è successo qualche settimana fa alla tua adorata Chioma? Non vorrei ricordarlo, ma lo ricordo. Ricordalo. Vabbè, era già la seconda volta tra l'altro che mi capitava, mi hanno tagliato i capelli, giustamente. Tagliato, ma poi non solo tagliato, ma... No, proprio disegnato con la macchinetta, si sono divertiti a fare delle piste strane. in Ecco, allora testa. mi risulta che tu sia stato al gioco e non abbia reagito, nel No, senso non che ti ha bisogna detto- mai reagire, se no è E peggio. invece Vianello ha reagito. Cioè, Vianello ha cosa reagito fatto? e infatti è Sai stato... cosa ha fatto? Diciamo che all'inizio ho detto no, la buttate in ridere, no dai state scherzando, vero? Così, dopo... Poi gliel'ha fatto, però lui poi se li ha tagliati prima del tempo. Lui allora bisognava giocare la partita del giorno dopo con i capelli tagliati ovviamente e lui se li è corretti diciamo per... Prima della partita. Prima della partita. Facendo uno sgarbo. Non gli dico cosa gli hanno promesso perché è meglio non dirlo, però diciamo che non l'ha passata liscia, ecco. Valerio, queste leggi non scritte funzionano però. Ci vogliono. Insomma, sono cose goliardiche, sì. Ci sì, vogliono sì, un po' dic- però, credo, sì, no? Anche sì. per dare delle regole, no? Beh, Dell'equilibrio. Certo, anche perché insomma loro hanno tanti obiettivi quest'anno, insomma o gli anni prima, vedi Fabio, che sono obiettivi tecnici, tattici, ma sono anche obiettivi, chiamiamoli educativi, cioè loro si affacciano in un mondo di professionisti e a parte queste cose qua, no, che poi sono delle regole imposte dal gruppo in maniera tale che tutti quanti siano allineati e coperti verso una stessa direzione, no? E quindi loro hanno il compito di imparare da quelli più vecchi quali sono i comportamenti corretti e quali invece non lo sono. Per Quindi cui anche alla questo, fine, no? alla Cioè, fine parlando queste di giovani, regole, si queste parla regole anche di servono questo. per questo Certo, motivo certo, sostanzialmente. Poi c'è la goliardia per cui
si fanno Vabbè, gli scherzi, queste cose qua, però la sostanza è questa. È quella, sì. So che Orduna è uno che ci tiene molto, me lo ha detto in maniera molto, Sì, molto esplicita, certo. molto Duna, preciso. pure Mattia Rosso è uno che ci tiene Ci parecchio. tiene molto, Sì, ci sì. tiene. Cristiano, È a te piace? quasi da caserma, no? A te piacciono queste cose però, È quasi, Cristiano? quasi da caserma. Un po'. Ma ci vogliono anche perché poi nella vita, questi queste non è che sono giocano sempre a pallavolo, prima o poi poi queste sono le smettono. cose che davvero creano il gruppo. Vero. Cioè, insomma, i momenti di comunione, lo spogliatoio, il dopo partita sicuramente sono i momenti che creano poi l'affiatamento nella squadra e si sa come si può reagire con gli altri. Ettore, ti chiedo una cortesia, porti il microfono a queste belle ragazze così che proprio, ma voglio sentire se queste cose capitano anche nel mondo femminile. No, Polisportiva Tergolo, lo ricordo, se poi parliamo anche con i vostri dirigenti, però volevo collegarmi, le combinate anche voi? No, Cioè, nel mondo femminile no, almeno al nostro livello no. cioè, non vi rasate i capelli, questo, No, no, vabbè, questo ci mancherebbe altro, assolutamente. sarebbe uno scempio. Ma ci sono anche, avete un po' di goliardia anche voi o qualche Sì. regola delle più vecchie? Cioè, a volte, però non... Non a questi livelli qua? Sì, no, così no. Senti, diamo anche il microfono a Claudia Toson che stasera è qui. Diciamo che noi più vecchi siamo più buone dei ragazzi, Sì. però mi piace, prenderò degli spunti. Ecco, sì, sui capelli Magari magari non sui ripetono, capelli, però... ma prenderò degli spunti. Sai che loro hanno poi la lista delle multe attaccate nello spogliatoio, no? Cioè, nel senso Anche le che... multe deve essere una bella cosa. Sì, Quella è sui sempre ritardi, cose così. la multa media, cioè è in denaro o è in... No, in denaro, in denaro. in Beh, denaro. si passa dai pasticcini ai tramezzini, ma la più classica. E alla fine di questa somma, immagino che facciate La cena una di fine cena, anno, insomma, certo, vi sì. autofinanziate. Anche se quest'anno facciamo 3-4 di cene. Ah, beh, Quest'anno una cena di qualità, di quest'anno pesce. facciamo una vacanza alle Maldive quest'anno, E veramente. Fabio, tu come sei? Preciso invece. Sì, preciso. Adesso Non con la patente- ne ho preso tante di molte. Sai che io vado Adesso. un po' anche nel gossip, con la patente come andiamo? Perché te non sono dimentichiamo che venuto fino a qua in poco macchina, tempo fa venivi scarrozzato all'allenamento, da quanto Giusto. giovane sei. Sì, sono venuto qua in macchina. Sei venuto qui in macchina, non ci sono stati, No. non sono sentito danni particolari. No. Sebastiano invece che ha la tua età però è un po' più esperto, no, di macchina o no? Sì, ma sì. Da qualche mese in più? No, l'ho presa 2 mesi dopo che ho compiuto 18 anni, Ah, quindi quindi ormai proprio- è già da 1 anno e mezzo passato. Cristiano fa un certo effetto però, È già da un anno. Che dicono appena fatto la patente. Io devo guardare quando devo rinnovarla invece. Ognuno ha i suoi problemi. Io venerdì sera ho la visita così ti Ecco. dico tanto per fare un po' Sì, di, sì, no? di cavoli immagino, nostri. immagino. Valerio, bene però questo gruppo, cioè ti sta dando soddisfazione? Sì, secondo me stiamo portando avanti un bel progetto, stiamo lavorando bene in palestra, come dicevo prima ogni tanto in partita i nodi vengono al pettine, nel senso i nodi della poca esperienza, però io sono convinto insomma della bontà del gruppo su cui stiamo lavorando e che ovviamente abbiamo grossi margini di miglioramento. Ti senti la società vicina, ti senti supportato, ti senti a volte solo? Fa finta che non ci sia Cristiano. È importante sì, questo, sì, è importante. sì. No, certo. Insomma, io come ho detto all'inizio è un programma che è ampiamente condiviso questo, no? Cioè, si sapeva che quest'anno sarebbe stato un anno dove bisognava fare grossa esperienza, dove abbiamo ulteriormente rinnovato la rosa e ringiovanito la rosa, per cui siamo partiti un po' anche noi senza sapere bene di che pasta siamo fatti, quale può essere il nostro livello. Durante il campionato abbiamo capito che possiamo lottare, possiamo combattere e sicuramente in qualche occasione abbiamo anche lasciato perdere, abbiamo sprecato qualche occasione che abbiamo avuto. Però tranne diciamo forse la partita contro Monza e un po' anche quella contro Milano dove onestamente abbiamo giocato molto male e ci siamo meritati di perdere, abbiamo sempre combattuto tutte quante le partite, quindi questo va dato merito ai giocatori che insomma che da questo punto di vista stanno dimostrando grande attaccamento alla maglia, grande tenacia e grande voglia di emergere. Adesso sta a noi riuscire a fare quel passo in più che quando ci si presenteranno, speriamo che siano tante le occasioni per portare a casa i set o eventualmente le partite, di fare bagaglio di esperienze di quello che è successo finora e provare a fare qualcosina in più nel girone Ti piace di ritorno. Cristiano il meccanismo della Superlega? Sì, sì, mi piace. In realtà però si è chiaramente visto che ci sono due campionati all'interno della stessa Due velocità, Superlega, tu due dici, velocità, sì.
Questo era un po' inevitabile, forse era un po' Esatto, anche c'è lo il gruppo, scotto da pagare, c'è il gruppo no? che tira davanti, abbiamo visto, e c'è il gruppo... Quando tu vedi differenze di budget di qualche milione di euro, non è che puoi pensare di andare alla stessa velocità. Ma anche, ti dico, io sono rimasto particolarmente impressionato dalla prima partita con Trento, che eravamo lì, e si notava la differenza di fisicità delle persone, Certo. dove di punto in bianco si è vista la squadra del Trento entrare e ho detto ma giochiamo con l'Under 16, noi È lo stesso la nostra è campionato. l'Under 16 e loro è la Serie A. No, è chiaro insomma che siamo a due livelli diversi, quindi non ci si può sicuramente aspettare di andare a vincere col Trento, per carità, auspicabile, sarebbe bellissimo. Insomma, noi dobbiamo fare il nostro campionato, giocare bene e fare il massimo che possiamo fare. Ecco, quello che secondo me tutti chiedono, il pubblico, la città chiede, è dare veramente il massimo. E insomma, abbiamo visto che nonostante qualche piccolo Il pubblico di Padova è incespiccamento, molto comprensivo e competente, proprio perché è competente, batte le mani Esatto. se perdi 3-0 con Trento, però ti fischia se perdi con Monza, Esatto. nel senso che... Questa è proprio stata la dimostrazione. Questa è una competenza che no... Assolutamente sì. Voglio chiedere al mitico Maretto, perché lo chiamano tutti Maretto, ho sentito prima Ettore, che non lo chiama per nome, lo chiama Maretto, capito? Che è il direttore sportivo del Tergola, che è una persona... E tu dicevi, no, perché non battere Trento? Ti ho visto che non eri proprio così... No? Quasi tutti noi riusciamo a fare da spettatori alla Tonazzo con piacere, e ci piace assistere a una squadra che lotta. E lottare secondo me è fondamentale nello sport. Puoi anche perdere, ma perdere bene è una cosa che dico sempre dai più piccoli ai più grandi. L'importante è lottare. Poi le qualità, è chiaro che Trento ce l'ha e noi no, però cerchiamo di fare la nostra bella figura, quella dobbiamo farla sempre, insomma. Tra l'altro, Lerio, tutti si aspettavano un po' Macerata, invece Modena e Trento stanno, no? Stanno facendo vedere anche con i risultati, non solo con il gioco. Sì, beh, Macerata ha avuto un po' di difficoltà, insomma, durante un po' tutta la stagione, mentre Modena ha preso un bel ritmo e probabilmente in questo momento è la squadra che offre i picchi di Andiamo magari prestazione. ancora, scusa se ti interrompo, qualche immagine ancora della partita di andata. Sì, probabilmente Modena è una squadra che in questo momento offre i picchi di prestazione più elevati, nel senso che quando giocano bene sono Quando veramente... sono in flusso, come si Sì. dice. Ogni tanto anche loro, che sono comunque una squadra tutto sommato giovane anche loro, perché non come la nostra, ma comunque una squadra giovane anche la loro, tendono ogni tanto a fare a sommare qualche errore, come capita pure a noi, però decisamente, insomma, quando giocano sono una squadra veramente che è un piacere vederli giocare. Trento invece è una squadra un po' più regolare, un po' più pratica, forse chiamiamolo così, più inquadrata, sì. Che gioca molto bene in fase break, quindi è muro difesa, però in finale insomma la velocità di Modena non sono riusciti a tenerla, insomma. Seba, non è che, cioè, come dicevamo prima nella scheda, speriamo che si siano ubriacati un po' troppo oppure no? Beh, premetto che credo valga lo stesso anche per Fabio, per me almeno, ma per un ragazzo giovane in generale, giocare al Palapanini contro Modena credo sia un onore veramente, anche se diciamo la partita è molto difficile, poi andrà come andrà, lottando, ma andrà come andrà. Credo sia un onore solo essere lì e potersela giocare con dei campioni del livello e della caratura come quelli lì di Modena, insomma, quindi... Fabio, occhio ai giochi di prestigio di Incappè, perché quello non sai mica mai... Gli ho visto fare una ricezione, non so se per caso l'hai colto, ma c'è stata nella finale una ricezione fatta con il petto. Lui a un certo punto gli è arrivata la palla, lo dico a te che sei libero, lui ha visto che la palla era troppo alta, era troppo avanti con il corpo e quindi anziché andare con i pugni oppure spostarsi oppure che ne so, ha aperto le mani e l'ha ricevuta col petto, che qui ci vuole anche classe, no? Sì, ci vuole classe e anche un po' di fortuna. Un po' di fortuna, certo, questo è inevitabile, e un po' anche di follia, no? Di follia, sì. Cosa dici, Valerio? Sì, beh, oddio, le fa anche il nostro palleggiatore le difese di petto ogni tanto, per cui non è l'unico Ngappetta. Ecco, queste sono le immagini proprio della finale tra Ngappetta è un giocatore, insomma, con un talento incredibile, perché è un ragazzo coordinatissimo che, insomma, sa adattare molto rapidamente alle varie situazioni di gioco, sa trovare quasi sempre la soluzione ottimale, per cui, insomma, è un giocatore, facilmente uno dei più promettenti al mondo in questo momento, un ragazzo del 91 e comunque è ancora molto giovane.
Se è giovane possiamo prenderlo allora in quest'ottica. Guarda Cristiano, tu fai parte della società per cui hai voci, siccome abbiamo una faccia un po' perplessa di Valerio. No, siccome il leitmotiv è sono giovani, quindi questo possiamo... Ma come dicevamo prima, insomma, queste squadre hanno budget che sono totalmente diversi dal Mi è nostro. piaciuto Angelo Lorenzetti alla fine della partita perché ha detto, contentissimo, chiaramente Angelo è un amico di Padova perché ha allenato a Padova in una stagione tra l'altro molto particolare per 1000 travagli societari, per cui è rimasto anche molto legato alla nostra città e quindi è un amico di molti padovani. Diceva spero che adesso a Modena l'entusiasmo non vada troppo alto perché Modena è la piazza più importante d'Italia, come diceva Sebastiano, per la pallavolo. Dice non vorrei che mi alzassero un po' troppo l'asticella e quindi in poche parole che gli chiedessero lo scudetto. Secondo te è da scudetto a Modena adesso, Valerio? Sicuramente se la gioca, se riescono a tenere questo ritmo direi proprio di sì. Poi è chiaro che c'è anche altre squadre che hanno tutte le credenziali necessarie per riuscire a vincere pure loro, però sicuramente Modena credo che gli manchi gran poco, insomma, Ti aspetti un palasport strapieno sabato? Sicuramente anche per celebrare così, insomma, hanno una squadra, il palleggiatore che è il palleggiatore della nazionale brasiliana, insomma, non si discute, cioè veramente bravo. L'allenatore che io credo sia uno dei più bravi al mondo, per cui in più ci aggiungiamo, come avete detto, Ngapet, Petric, Vettori che è uno dei giovani più promettenti nel ruolo di opposto, insomma. Quando hai detto Vettori ho guardato le ragazze, perché quando dici Vettori no, parte una scarica, perché loro non pensano proprio alla diagonale, ma gli guardano gli occhi da Cerbiato. Vedi, sono preparatissime su queste cose. Bene, ci fermiamo qua per la seconda parte. Nella terza parte vi riproporremo, perché ha avuto molto successo, una delle nostre interviste doppie e poi daremo finalmente spazio al Tergola. Tra poco.